Quindi non mi vedo. Buonasera a tutti, benvenuti a un'altra serata presentazione di Primavera con gli autori, che è la rassegna promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Olbia e realizzata dalla Biblioteca Civica Sempliciana, nella quale vengono presentati scrittori di vari generi, di varie estrazioni e anche scrittori particolari come quello di stasera, che è appunto Andrea Sanna, che presenterà Il sangue dei giganti, che è il terzo libro di una trilogia dedicata a un'epopea sciardana, collocata in un tempo che storicamente è ancora un po', come dire, nebuloso, però che ha lasciato delle tracce in Sardegna molto, ma molto evidenti. La serata sarà presentata dallo speaker radiofonico Tommy Rossi, che con la sua grande esperienza vi illustrerà e domanderà al nostro autore il perché, il per come e soprattutto quali sono anche le motivazioni storiche, linguistiche e narratologiche della sua opera. Lascio la parola a Tommy Rossi e vi auguro una buona serata e vi annuncio la prossima serata, che sarà venerdì 4 maggio con Simone Sanna, che non è né fratello né cugino né parente prossimo, ma neanche si conoscono secondo me, no, che presenterà Snowflakes, che è un libro di immagini tratte da un racconto fantastico su un pezzo di cielo e un pezzo di ghiaccio che cade lentamente verso la terra. Ancora una volta buona serata. Grazie. Grazie allora ad Antonello Budroni, grazie. Non fare nomi, ti conoscono insomma, del resto. Lui ha già detto varie cose. Io invece voglio fare un po' una figura, un passo indietro. Come speaker radiofonico ho avuto già modo di incontrare, radiofonicamente parlando, Andrea, abbiamo avuto modo di chiacchierare una mattina durante il programma, e quindi ho capito alcune cose di questa trilogia che a me ha incuriosito subito, perché parla della Sardegna. Io sono qua, ho 32 anni, sono amante della Sardegna, non sono sardo, però mi ritengo tale perché ho più anni vissuti qua in Sardegna di quelli vissuti tra Milano e l'Emilia Romagna, dove ho iniziato a vivere. E quindi invece voglio non tanto fare la mia di biografia, ma cominciare a fare la sua e legarla proprio al mondo della radio, perché lui arriva dal mondo della musica, parte con la musica, anche se non so se si riesce a carpirne l'età, di solito quello delle donne non si dice, degli uomini potremmo dirlo, lui nasce, anche perché l'avete scritto nella presentazione, nasce nel 77 a Serramanna, quindi ha 41 anni, non li dimostra, fortunato lui, io dimostro i miei 50 e passa. E devo dire che appunto mi ha ricordato, quando abbiamo iniziato a chiacchierare in radio, questo periodo dello ska. Esatto. Perché il periodo dello ska? Prima di tutto grazie per essere intervenuti, ringrazio tutti coloro che hanno reso questa serata bellissima per me, arrivo da lontano e sto già bene. Allora, il periodo dello ska, io sono nato come musicista alla fine degli anni 90 e la musica, lo ska appunto, mi ha portato a cercare, allora pensavo, di cercare fortuna altrove, al di là del mare, di cercare fortuna in quel di Milano, dove la scena... Abbiamo un'altra cosa che ci accomuna, scusi, interrompo, ma questo scambio, cioè io da là a qua e tu da qua a là. Esatto, andammo col gruppo che erano gli Scami Ska, che avevano già il loro nome ben conosciuto sull'isola, a cercare fortuna al di là del mare, a Milano, quindi cercavamo fortuna cercando di entrare in quel giro dello ska molto vivo a Milano, e quindi mi portò a lasciare l'isola per la mia esperienza fuori dall'isola durò 6 anni, di 6 anni di fatica, di musica, di lavoro, però intanto aumentò quell'appartenenza all'isola di Sardegna. Si dice che quando si va via dalla Sardegna non si riesce a farne senza, no? No? Ci si rende conto di essere sardi con il tempo.
Antonello dice questo, se non si è capito lo diciamo, ci si rende conto di essere stati quando sei andando fuori. Ad analizzare il repertorio del mio gruppo, allora noi sapevamo già benissimo che eravamo sardi e anzi volevamo dirlo a tutti, volevamo dire a tutti che la scena ska reggae in Sardegna aveva la sua da dire, però come dicevo prima è anche vero che quando si è lontani da casa nasce la mancanza, è come se cresce un vuoto dentro. Quindi ho iniziato la mia avventura nella ricerca, nella lettura dei saggi sull'archeologia e la storia della Sardegna. Quindi lì, lontano da casa, ho capito che volevo assolutamente tornare al più presto e infatti dopo 7 anni sono tornato e non mi sono fermato, ho continuato a leggere, a studiare, a viaggiare in lungo e largo per l'isola, alla ricerca non tanto di risposte ma di pace, che solo i nostri siti archeologici ci davano. Sto già anticipando qualche domanda, Tommy, se vuoi fermami. No, ci mancherebbe, non anche perché, ripeto, il mio compito qua è di dialogare con te, io vorrei proprio fare la figura di quello che ignora tutto quanto. Ci siamo scelti alcuni appunti, alcune situazioni che andiamo pian pianino a incontrare, però non ci sono domande che saranno fatte per forza o non per forza, quindi mi piacerebbe che tu sia a tuo agio nel presentare quello che è il tuo il mio percorso. Il percorso che abbiamo preso alla lontana perché appunto c'è stato questo legame con la musica di cui io da 40 e passa anni ho stretto contatto e non conoscendo loro ero rimasto un attimino lì appunto a pensare che cosa vanno a fare dei ragazzi cantando lo ska dalla Sardegna a Milano. Però tu mi dici che è stato un Milano ottimo... era molto viva all'epoca, siamo intorno nel 2000, io sono arrivato a Milano nel 2000, la scena ska era molto viva all'epoca a Milano e nei dintorni, abbiamo stretto molta amicizia con gruppi di Milano che ci hanno aiutato a suonare in giro per i locali, siamo ancora in contatto con loro, ci scambiamo i favori, loro continuano a scendere in Sardegna per suonare. Poi io ho mollato la musica per molto tempo, poi sono stato riesumato qualche anno fa come musicista, ho ripreso la mia chitarra, ho aiutato un amico, il cantante dei 31 Roots di Sassari, un amico compaesano di Serramanna. Roots Manai. Roots Manai e Busciomanno sono entrambi di Serramanna. E nel disco solista di Bugio ho ripreso la chitarra, ho suonato anche i bassi e le tastiere, lì ho visto che mi mancava anche la musica, quindi penso che fra un po' mi rimetterò su con un progetto tutto nuovo che con lo ska però non ha più niente a che fare. Va bene, lasciamo da parte l'Andrea Skaetta Sanna, perché su Facebook poi lo trovate così, non trovate Andrea Sanna ma trovate Andrea Skaetta Sanna. Anche perché Andrea Sanna suona un po'. Ce ne sono. Suona un po' come John Smith. Sanna mi sembra che è un cognome come il mio Rossi a livello di... Esatto. Ci siamo, no? Qualcuno mi prendeva in giro e diceva c'è la versione Ruiu in Sardegna e va bene. Veniamo allora a dove nasce la passione per questo magico mondo, perché è un mondo che tu mi dicevi prima sì, legato alla storia della Sardegna, all'archeologia, però rimaniamo sempre nel tema di un romanzo, cioè esatto. Di un qualcosa che ha, lo possiamo poi vedere anche nei nomi di una piantina della Sardegna, c'è una cartina in apertura di tutti e 3 i libri, esatto, credo, vero? Sì. Io ho visto, prendo questo che c'era, poi ho aperto prima anche la seconda pubblicazione c'è l'Isola Sacra degli Sherdan. Partiamo da lì? Partiamo da lì, partiamo da un ricordo, perché io fortunatamente ricordo ancora il preciso momento in cui mi si sono aperte, Huxley direbbe, le porte della percezione, senza alcun tipo di droghe. Questo no? Vabbè, in questo mondo oggi possiamo dire che è una specificazione giusta, okay, appuntiva. Però ricordo ancora quel momento in cui lessi un articolo su un giornale sardo in cui gli archeologi israeliani pensavano di aver trovato un sito archeologico e l'architettura simile a quella nuragica in Israele.
Quindi lì lessi l'articolo e il commento di Giovanni Ugas, archeologo sardo, in cui diceva che i sardi erano stati molto probabilmente in quel di Israele, in Palestina, che non erano i nuragici che ci avevano descritto per anni in alcuni libri, chiusi nella loro isola, nei loro nuraghe a farsi la guerra tra di loro, in perenne guerra tra loro. Poi qualcuno mi può spiegare come può un popolo in perenne guerra tra loro costruire 8.000 torri in un arco di 1.000 anni. Ci vuole un lungo periodo di pace, amore, solidarietà tra i clan, certo, per costruire tutto quello che ci hanno lasciato. Ed è lì che... Beh no, il cellulare che squilla ci vuole sempre perché fa ambiente. Ma per carità ci vuole, perché soltanto in un luogo, io ho visto una volta, mi ricordo, in un luogo che di solito appunto il cellulare non dovrebbe suonare, no? Però mi ricordo da poco sono stato in una chiesa, c'era proprio un cartellino fuori, qua non ci faccio nulla, no? E c'era un cellulare appiccicato. Però qua ci stava, ci mancherebbe altro. I giovani dolci. Vai. Vabbè, non inquadriamo il pubblico, per favore, Matteo alla regia, perché sennò questa battuta risulta essere... Ti porto in radio a fare battute la prossima volta, perché devo dire che c'è anche una vena umoristica che non è niente male. Vai, continuiamo dopo questo piccolo siparietto. Allora, lì conobbi un altro popolo, non più i nuragici, che è un termine che se posso evito, ma che ormai è entrato in uso per capire di chi stiamo parlando, cioè dei sardi che hanno costruito i nuraghe tra il 1008, teniamoci alle date ufficiali, il 1008 al 1200-1100. Da lì ho incominciato a chiamarli Sherdan, cioè i sardi del bronzo che facevano parte di quella coalizione dei cosiddetti popoli del mare, che ogni tanto ciclicamente si coalizzava per andare a far che, Tommy? Razzie oppure proteggere le rotte marittime e quindi creare anche degli empori, che se andiamo a vedere le ultime ricerche ci fanno vedere che ci sono dei reperti archeologici del periodo nuragico che vanno dallo stretto di Gibilterra alla costa palestinese. Quindi, come potete notare nelle copertine dei libri, ringrazio la Condages, la casa editrice e il creatore di queste copertine, c'è sempre il mare. Perché il mare? Il mare perché è il simbolo di apertura. Noi siamo circondati dal mare, non siamo chiusi all'interno di un nuraghe ad aspettare l'architetto che ci insegni nulla, ma siamo in mezzo al grande verde, come dicevano i faraoni d'Egitto. Quindi non eravamo in periferia, come si è detto tante volte, non eravamo alla periferia della storia, non eravamo in attesa di nulla da altri popoli, ma sicuramente, molto probabilmente, visto le 53 ceramiche nuragiche trovate a Como Sacretta, probabilmente lì avevamo il nostro emporio, come lo avevamo in altre isole dell'Egeo, come lo avevamo sicuramente nella costa palestinese, e quindi questo mi ha aperto, cioè sono arrivato a chiedermi, sono figlio di un grande popolo che era al centro degli eventi storici di quel periodo lì. Il popolo delle torri. Esatto, il popolo delle torri. I Tirreni eravamo noi. Non scendiamo molto sul particolare dell'archeologia perché, come dico sempre, io sono solo un semplice appassionato, un romanziere, quindi meno male che ancora la storia del periodo del bronzo in Sardegna è ancora avvolto da questo alone di mistero, perché così mi permette di inventarmi le storie, nessuno può dirmi nulla. Non rischi, cioè, non ti piace vincere facile, via. Però è anche vero che nella stesura di questi libri c'è stato un lungo lavoro di studi, di ricerche,
Finite le bozze, sono state sottoposte a una consulenza di un archeologo che doveva dirmi se stavo o no dicendo fesserie. E siccome non volevo scrivere un fantasy, non sono fantasy, non ci sono i personaggi tipici della letteratura fantasy, è un romanzo d'avventura dove anche, spero, soprattutto i ragazzi si possono avvicinare alla storia della nostra antichità, del periodo cosiddetto nuragico. Sono vari punti di partenza, tanti spunti, delle pulci nell'orecchio, magari divertendosi con questi libri d'avventura si possono avvicinare alla storia. C'è una cosa che mi ha colpito quando prima parlavamo, che tu dicevi, essendo una trilogia, soltanto oggi qualcuno mi chiede di acquistarne già il primo e ricominciare a leggerli partendo dal primo, e adesso che ci sono tutti e tre. Sì, perché molti che sono appassionati delle cosiddette saghe aspettano l'uscita del terzo per iniziarla. Il primo libro, Lo scudo del Danur, ormai uscito poco più di 3 anni fa, è in seconda ristampa. Ora forse con l'uscita del terzo si andrà bene anche la vendita delle altre, ma io sono già contento così. Per me era un sogno poter pubblicare, ma forse all'inizio non ho scritto con l'intenzione di pubblicare. La mia era una palestra. Molti vanno in palestra per rilassarsi, per mettersi in forma. Io ho cominciato a scrivere sui miei antichi avi per rimettermi in forma. Quei famose 700 pagine che precedono tutto questo, no? Perché dovete sapere che prima di partire con la trilogia ha pensato, faccio un librettino, 700 pagine, di che? Ma io non lo sapevo, Cioè hai iniziato e hai detto fermo, io ho iniziato a scrivere, poi quando ho scritto la parola fine, ho stampato il file, è uscito un malloppo che a me figuravano come 400 pagine, quindi mi sono detto magari un terzo lo taglieranno se mi fa bene, un libro ci sarà in queste 400 pagine. Poi fortunatamente fui convocato dalla Condages di Cagliari, che non smetto di ringraziare, e mi dissero che avevo sbagliato tutto, avevo sbagliato impaginazione, avevo sbagliato i caratteri, non avevo scritto 400 pagine, bensì 700. Lì ho detto, mi sono fregato, wow, un malloppo di 700 pagine non è vendibile, quindi mi dissero, qua bisogna fare 2 libri, perché non è vendibile un malloppo di 700 pagine. E io gli dissi, ma io ho iniziato a scrivere il continuo di questo. Figuratevi, la parola del dottor Cherazzo, l'editore, fu in Sandi vade tresi, che significa allora ne faremo 3. Se mi puoi fare la traduzione, perché dopo 32 anni io ancora il sardo, devo dire, se hai parlato poi così. Allora ne faremo 3. Ah, ok, perfetto. Ed era semplice, mannaggia. Che poi, un'altra curiosità, io scrissi questo e questo. Questo era un unico libro, che poi fu separato, diviso in 2 parti. Questo era un continuo ed era un salto nel tempo di 30 anni. Volevo spiegare cosa era accaduto prima della fine, personaggi poi piccoli. Ma la mia idea da esordiente non andava bene alla Condages, mi dice no, adesso finisci il lavoro, mi finisci il continuo, facciamo uscire per primo. Ed è uscito per primo Lo Danur. Facciamo proprio uno stravolgimento di tanto per semplificare la vita a un giovane che voleva così esordire nel campo letterario. Ci ho messo 2 anni a scrivere questi 2 anni, io lo ricordo sempre, 2 anni, siccome io faccio il commesso in un centro commerciale e non ho tempo per me, avevo pochissimo tempo per scrivere, quindi mi impossessavo del fogliatoio al lavoro
Non dire, speriamo, ricordati che siamo in diretta su YouTube, in diretta video, potranno andarlo a rivedere, mi raccomando, non ti sbilanciare troppo sul lavoro, perché non vorrei mai poi... Lo sanno tutti, ma mi impossessavo dello spogliatoio, mettevo il cartello non disturbare. Pure? Esatto, e lì mi mettevo in 2 ore di pausa col computer a scrivere. Mentre era in pausa, per finire, sottolineiamo, era pausa, la sua pausa la passava così. Mentre per finire il terzo, che poi è diventato il primo, è stata messa un po' di fretta, ci ho messo 6 mesi, ma la storia era già tutta in mente. Tutta qua? Sì. Beh, anche è facile scrivere, perché quando io ho tempo, il mio giorno libero, io vado nei siti archeologici, è lì che trovo ispirazione. Io torno dalle escursioni che i capitoli vengono da soli. Ce n'è uno in particolare? O tra i siti archeologici, ce ne sono tantissimi in Sardegna, qualcuno di cui tu dici sì, è lì che è nato tutto? Ce n'è uno in particolare che addirittura dà il titolo al secondo libro, l'oracolo di Sceros. Sceros non è altro che il santuario di Santa Vittoria di Serri, un santuario bellissimo con capanne delle riunioni, c'è il grande mercato delle feste, c'è il nuraghe, c'è il bellissimo pozzo sacro. Io quando posso ci torno, e lì ho voluto ambientare l'oracolo più importante dell'isola, un oracolo in cui la Dea Madre svela il futuro alla sacerdotessa Talena e la metterà in guardia sul futuro, sulle minacce che incombono sul popolo delle torri, e questo è tutto il filo che mi ha aiutato poi a sviluppare la trama di tutti e 3 i libri. Sceros e Serri è quello che è più importante, ma ce ne sono anche di altri. C'è il nuraghe Sant'Antine di Torralba, che ho voluto chiamare Alcinea perché? Volete saperlo perché? Dite sì, grazie. Sì, perché parlavo prima con l'amico Caterina, uno studio di un archeologo, Mulas, nel suo bellissimo libro, ha ipotizzato che nella valle dei nuraghe di Torralba ci sono 7 nuraghe che prendono la posizione della costellazione delle Pleiadi, una costellazione venerata nell'antichità anche dai viaggiatori sul mare. Il nuraghe più grande della valle del nuraghe di Torralba è appunto il Sant'Antine di Torralba. Prende la posizione della stella che brilla di più delle Pleiadi, che è Alcino. Ecco perché ho messo Alcinea a Sant'Antine di Torralba. E qui nei romanzi, lo potete notare, si parla di nuraghe non come fortezze, non come dimore dei re pastore, ma come templi, come osservatori degli astri, dei cicli della vita. Il popolo delle torri, ipotizzato da me come romanziere, ma anche grazie al lavoro dei studiosi più accreditati, costruivano queste torri anche per osservare il cielo, perché è il cielo, i soffizi, le equinozi che regolano la vita, la semina, la raccolta, ma anche i viaggi per mare. Quindi il nuraghe è protagonista di questi romanzi come luogo sacro che riunisce i clan, simboleggia la solidarietà tra i clan, non più come strumento di guerra tra i clan, ma come strumento e monumento per avvicinare le comunità. E ripeto, come ho detto prima, ci vuole un lungo periodo di pace per costruire un nuraghe grande e grosso come il Sant'Antino di Torralba o quello di Barumino, di Palmavera, di altri nuraghe complessi. Quindi vedo la solidarietà tra i clan. Io che sono di Villanova Forro, andare ad aiutare gli abitanti del clan di Barumini, perché se vado ad aiutare il clan di Barumini
avrò protezione della dea. Posso andare anche a Boromir a lasciare le mie offerte, il mio voto. Sarà un po' utopistica come cosa, però a me piace pensarla così. Complimenti. In radio mi avevi detto una cosa: la magia dei siti archeologici e il mio contrastante cinismo lontano da quella spiritualità che trovo solo quando mi trovo in quei luoghi. Perché cinismo? Perché più spesso mi hanno chiesto durante le presentazioni appunto dove trovassi questa magia, questa spiritualità che descrivo nei libri. Io metto subito in chiaro che non sono una persona spirituale, New Age, ma spirituale un po' sì, almeno da come parlavi prima. Qualcun altro mi ha detto che se solo riesco ad avvertire la magia in quei luoghi, qualcosa di spirituale in me c'è. Ah, ecco. Però prevale questo mio pessimismo per il mondo attuale, per la vita che vivo ogni giorno, per quello che leggo sui giornali, per quello che vedo molto poco in TV perché non la sopporto, però resto molto cinico. Essendo del 77 in me quel punk, no future for me che dicevano i punk del 77 c'è tuttora, è un vestito, io non vedo futuro per questa società, non ne vedo proprio, quindi vado nei siti archeologici per ricordarmi la vicinanza alla Dea Madre, alla terra, quindi forse è lì che forse se riesco ad avvertire questa potenza che ci hanno lasciato i nostri avi, forse qualcosa di spirituale in me c'è, ma riesco ad avvertirla solo lì. Poi torno alla normalità, al lavoro e tutto svanisce, quindi ogni tanto devo tornare in quei luoghi perché sennò cosa scrivo? Non potrei scrivere nulla. L'ispirazione arriva lì. Arriva lì. Arriva dai templi a Pozzo, arriva quando mi siedo in quelle rocce, chiudo gli occhi e mi immagino la comunità che lavora, che va avanti con i loro sacrifici, che concia la pelle, che colora i tessuti, che lavora al telaio. Immagino il Consiglio dei Saggi che si riunisce in assemblee per gestire le ricchezze accumulate intorno ai nuraghe, intorno alla comunità, il raccolto. Avverto questa potenza solo in quei luoghi là, quindi ci devo tornare, è un richiamo a cui non posso volgere le spalle a questo richiamo. Però sempre in radio mi avevi detto vorrei che fossero i giovani che si avvicinassero come mi sono avvicinato io, sempre in età giovanile, perché se parliamo di quando hai incominciato, erano 20 anni, si avvicinassero ai miei romanzi per conoscere la storia della Sardegna. Quindi di storia della Sardegna c'è nei tuoi romanzi. Della Sardegna c'è. Purtroppo i vostri ragazzi, dico vostri perché io non ho figli, dico i vostri ragazzi purtroppo a scuola non hanno la possibilità di studiare la storia della Sardegna. Meno male che ci sono delle insegnanti che dedicano del loro tempo per insegnare la storia del periodo dell'età del bronzo in Sardegna. Meno male che sono degli insegnanti che portano i vostri ragazzi in gita nei siti archeologici, ma la storia della Sardegna nelle scuole non appare come può apparire la storia di altri popoli, dai greci, gli antichi egizi, i sumeri, per poi arrivare ai fenici. Quando dico fenici un po' mi prude, scusate. Poi andando avanti per i punici e i romani. Quindi magari mi illudo che i ragazzi appassionati del romanzo d'avventura si possono avvicinare alla storia della Sardegna antica. Io mi sono avvicinato grazie a un librone, un malloppo che era in casa quando ero ragazzino, che era la storia della Sardegna del Cartaraspi, un librone scritto alla fine degli anni 40. Poi da lì apparve a casa un altro saggio, La civiltà dei sardi di Lilliu. Sono stato fortunato. Non so quanti libri sulla storia della Sardegna ora appaiono nelle nostre case. Io mi auguro di sì.
Poi se non c'è il saggio archeologico magari appare un romanzo, ma come un romanzo d'avventura anche il fumetto, ogni mezzo va bene per promuovere e far conoscere ai nostri ragazzi la storia della Sardegna, anche il fumetto va bene. Ma ultimamente, tra l'altro, c'è da dire una cosa, che c'è stato anche un avvicinarsi alla storia della Sardegna con dei film, con dei racconti, sempre molto, non dico fantastici, però quasi. C'è l'esempio di Schida, di Andrea Azzori, sempre edito dalla Condages, che è un fantasy ambientato all'epoca di Nuraghe. Non capisco perché sia stato attaccato da una fetta di pubblico quel fantasy, perché non rispettava certe linee della saggistica, degli studi, ma ragazzi, era un fantasy. Se no non sarebbe stato fatto. È un fantasy, magari un ragazzino di 12 anni, amante anche dei manga perché era anche illustrato, con alcuni disegni, si è avvicinato a Schida, magari gli è arrivata la pulce nell'orecchio, vado a visitare un orario, un tempo, voglio andare a vedere dov'è il limite tra fantasia e realtà, e va bene anche il fantasy, come il progetto di Aragoni, Nuraghes, Sì, infatti era quello. che è il taser, ma prima sempre di Schida c'è l'interessamento di un premio Oscar per gli effetti speciali di Spider-Man 2, che ha preparato il taser di Schida per proporlo al grande cinema, Alla distribuzione. alla distribuzione. Va bene qualsiasi mezzo. Torniamo alla trilogia, leggiamo un pezzettino del prologo. Allora, tu hai detto prima non vuoi fare l'archeologo, io non voglio fare il lettore dal punto di vista professionale perché non mi compete. Sono uno speaker radiofonico. Sono uno speaker radiofonico, quindi mi cimento anche in questo e vi leggo una pagina e mezza di questo prologo del primo della trilogia di Andrea. Mentre si avvicina al tempio, continuava a domandarsi se avesse preso la decisione giusta. Non erano una novità per lei quei sogni così reali e premonitori. Aveva imparato a conviverci, interrogando i propri e interpretando quelli degli altri. Al suo risveglio, dopo un sonno tormentato da vivide immagini, ne usciva sempre provata, ma niente assomigliava a ciò che da qualche luna perseguitava il suo riposo. Aveva evitato di parlarne al Consiglio delle 12, ma poi era arrivata lei. «Aspettami qui, Talena». La ragazza la guardò, intimorita, con i suoi enigmatici occhi grigi. Divenuta da poco figlia della luna, si era trovata a dover fronteggiare subito qualcosa di inaspettato, più grande di lei. Si sedette sotto un leccio e osservò l'anziana sacerdotessa titubare un attimo appena, prima di varcare l'ingresso della grande sala. Era stata l'ultima ad arrivare, le altre 11 l'aspettavano. Prima di iniziare l'assemblea, si purificarono bagnandosi le braccia e la nuca con l'acqua raccolta in un grande bacile di bronzo, posto al centro della sala. Il sole del primo pomeriggio filtrava dal foro sulla sommità del tetto, calando il suo fascio di luce rassicurante. La Dea Madre era con lei. Origia, nei suoi occhi, leggo una forte preoccupazione. Ti ascoltiamo. Indora, la più autorevole, la maestra, la incoraggiava. Non c'era modo di rendere meno gravoso ciò che stava per dire. Fu diretta e decisa. L'oracolo di Sheros mi ha parlato. I respiri si fermarono per pochi attimi. Il silenzio era assordante. Immagini di guerra e di morte. Il cielo e il mare minacciano il futuro dell'isola. Una giovane donna salva il popolo, una persona speciale. Non ho mai potuto vedere il suo volto, era tutto molto confuso, fino a quando non è stato quel volto a cercare me. Si alzò e dopo pochi istanti ritornò con la giovane figlia della luna. La ragazza prese posto tra loro, con occhi sgranati, che si guardavano attorno, spaventati. Origia posò la mano sulla sua spalla. «Non temere, parla come hai parlato a me». Talena iniziò il suo racconto, cercando gli sguardi delle sacerdotesse. Ho sognato di vedermi gravida, ormai donna matura, e poi di stringere una bambina simile a me, dai capelli fiammeggianti, gli occhi grandi e grigi, le felidi.
In seguito i sogni sono diventati dei veri e propri incubi. Io e la bambina attraversavamo un campo di battaglia, scosso dalle urla dei guerrieri feriti che richiedevano le nostre cure, avanzavano nel fango e nel sangue. Ma io invecchiavo dinanzi ai feriti, che con occhi sbarrati mi imploravano di aiutarli. Ero impotente, spaventata. Allora la bambina si sostituiva a me, affondava le mani nelle ferite cremisi dei moribondi, cercando di farli tornare dal mondo capovolto, una bambina protetta dalla grande luna. Questo è... Grazie, va bene, ok, basta così, grazie. Torniamo, questo è l'inizio quindi di Lo scudo del Danur. Danur, una figura che rappresenta il comandante supremo dell'armata Sherdan quando lascia l'isola per compiere delle missioni al di fuori dell'isola. Perché, premetto, le redini del potere nell'isola che ho immaginato io sono nelle mani della casta sacerdotale, soprattutto nel consiglio delle 12, cioè le 12 sacerdotesse più importanti dell'isola. Ho dato il potere alle donne, non si poteva fare altro. Qualcuno ha detto non è arrivato sin qui, come del resto in Sardegna, giusto? Vabbè. Abbiamo fatto un lavoraccio. Il matriarcato c'è. Il matriarcato, esatto. E il matriarcato c'è in Sardegna. Quindi il brano che hai letto tu è l'input. Vede Talena, che sarà la protagonista degli altri 2 libri. Talena piccola, novizia, che ha delle visioni inviate dall'oracolo di Sheros, in cui si vedrà, come ha detto Tommy, gravida, perché io ho immaginato le sacerdotesse pure, mentre l'oracolo di Sheros la invita ad andare contro le leggi e quindi di unirsi con un altro sacerdote e quindi di dare al mondo la figlia della grande luna, che è una sacerdotessa che in futuro dovrà affiancare il protagonista della trilogia, che è Yastu di Nure. Dovrà affiancarlo in difficili decisioni, dovrà inviarlo, c'è sempre un continuo collegamento telepatico tra Yastu e 2 enigmatiche sacerdotesse, quindi un po' di magia c'è. Nel brano che hai letto si parla di campi di battaglia, si parla di un mondo che sta crollando addosso al popolo delle torri, sono delle profezie che l'oracolo di Sheros annuncia alla sacerdotessa Talena durante il rito del Sacro Sonno all'interno di un uraghe. Sono profezie che poi il popolo delle torri dovrà affrontare. Nel secondo capitolo ci sarà l'intervento del Consiglio del Toro, che sono i sacerdoti uomini, che vorranno screditare quello delle sacerdotesse. Ci sarà una guerra di potere tra le 2 istituzioni religiose. Però ho fatto trionfare, vabbè no, non vi dico altro, dovete leggere il libro. Mi sa che stai esagerando un po' troppo nello spiegare, poi uno dice no. Passiamo oltre. Queste profezie, se voi, visto che sono un romanziere, posso dire ciò che voglio. Però qui abbiamo una testimonianza tratta dalle iscrizioni del Tempio di Medinet Abu, Egitto, del XII secolo, ed è un'iscrizione che appare in un tempio costruito da Ramses III, che è il faraone che dovrà respingere l'ondata di questi popoli del mare. Questa iscrizione dice: l'oceano e il grande circolo sono sconvolti dall'oscillazione e dall'ondeggiamento. Feci in modo che essi vedessero la tua maestosità come forza del Nun, quando distrusse e cancellò le loro città e i loro villaggi con un'onda d'acqua. Questa piccola iscrizione, se è vero che la Sardegna è l'isola al centro del grande verde, come dicevano gli egizi, questa iscrizione mi ha ispirato a
inventarmi le 5 profezie che minacceranno il futuro dell'isola. È il faraone che lo dice, non io, che l'isola della Grande Verde, cioè il Mediterraneo, è sconvolto dall'oscillazione, dall'ondeggiamento, e parla di una grande onda. Se qualcuno cerca tracce di tsunami che cancellò in Nuraghe, in Marmilla, non ne trova. Non si parla di Atlantide. Qualcosina però forse, molto probabilmente, è successo in quel fatidico 1200 a.C., perché poi successivamente si parla, dopo quell'ondeggiamento, quell'oscillazione, sempre il faraone che parla, sempre nel suo tempio a Medinet Habu. I paesi stranieri ordirono un complotto nelle loro isole. La guerra si diffuse contemporaneamente in tutti i paesi e li sconvolse. Nessuno poté resistere alle loro armi e con cuore risoluto e fiducioso, loro dissero, il nostro piano è compiuto. Il faraone sta dicendo che i popoli delle isole, gli stranieri, si coalizzarono per portare la guerra nei paesi, nelle rive orientali del Grande Verde, cioè del Mediterraneo, e quindi anche in Egitto. Secondo me gli Sherdan sono i sardi nuragici, quindi in quella coalizione gli Sherdan appaiono sempre come leader, ed ecco qua che esce fuori una trilogia di un romanziere che canta solo storie e non vuole insegnare niente a nessuno. Però sicuramente incuriosisce tutti quelli che lo ascoltano. No, stavo ascoltandoti parlare di Sheridan e mi è venuto in mente che neanche 7 giorni fa a Pittolongo c'era Shardana, che era questo appuntamento con quelli che dovevano dimostrare la loro forza, no? Perché erano atleti che dovevano superare varie prove di abilità sulla spiaggia. Qual è l'abilità, se c'è in un romanziere, a raccontare tutto questo? Non mi avevi avvisato che mi avresti fatto questa domanda. No, questa non è scritta da nessuna parte. Posso garantire che è nata spontanea, perché mi è venuta, ti giuro, Sherdan no. Guarda, uno non è che si improvvisa, oggi faccio un libro, guarda, io non ci riuscirei mai, è assodato. Io faccio sempre un esempio musicale. Dopo che la musica c'entra sempre. Dopo che uscì Satisfaction dei Rolling Stones, qualcosa da poco, all'autore Cliff Richard gli chiesero come hai fatto a scriverla. Vabbè, Cliff Richard non stava benissimo quel pomeriggio lì. Antonello, mi raccomando. Non stava benissimo, però ha detto che Satisfaction non l'ha scritta lui, ma era nell'aria. Come ho detto prima, questi romanzi sono sopra il cielo in ogni sito archeologico. Sono solo stato fortunato a coglierle, a sentire il dettato, perché davvero, non lo so come. Vabbè, domani vado a fare un giro al Pozzo Sacro, mi fermo lì 20 minuti, vedo se mi dà uno spunto, qualcosa, magari il programma di lunedì lo faccio meglio. Potrebbe starci, però mi sarebbe. Vai a ricaricarti, certo. Sì, no, devo dire che io ho vissuto una bellissima esperienza musicale lì al Pozzo Sacro grazie all'archivio Mario Cervo, non l'anno scorso ma 2 anni fa, veramente certo, anche lì io credo, no? Suonare in una piazza o suonare all'interno di un luogo come quello cambia completamente la scena. Poi il musicista sarà bravo o non bravo, ok, però già l'atmosfera seduto su un prato, facendo bene attenzione a non toccare tutto quello che non devi toccare, perché è giusto che sia così, dobbiamo conservarli, però sicuramente l'atmosfera c'è, l'atmosfera che si crea anche, credo, all'interno dei tuoi romanzi. Sì, dicevo prima che ho fatto un lavoraccio per costruire una società che non crollasse su se stesso, quindi abbiamo dovuto creare dei consigli, delle istituzioni, delle regole che gestissero anche le ricchezze della comunità, i commerci. È stato un duro lavoro, ho buttato giù dei documenti per ricordarmi le leggi durante la stesura del libro.
E poi sì, mi hanno detto che è colmo di magia e mi auguro che la avvertiate anche voi durante la lettura. Ci si diverte anche, ci sono dei momenti in cui ci si può anche divertire. C'è qualche aneddoto divertente che ci puoi... Perché ho visto che, tornando a prima, insomma, c'è un po' anche di allegria in quello che dici, non vogliamo rimanere troppo legati a questo mondo. C'è un personaggio di Nure, Nure è Annora, come il protagonista, Yasto è di Nure, c'è un altro personaggio di Nure, il suo maestro d'armi, Ulzai, che è molto spiritoso, gli capitano delle cose buffe anche durante un attacco alle mura della città nemica, quindi sì, ci si può anche divertire, come spero anche di commuovere, perché io mi sono commosso anche rileggendoli quando durante la battaglia non tutti ce la fanno, cadono in molti, quindi c'è un po' di tutto, sono gesta degli eroi, quindi c'è anche il lutto per la perdita di un amico con cui ha condiviso una battaglia, ci sono gli intrighi tra le due istituzioni religiose, forse il secondo è un po' più thriller giallo degli altri due, sono un po' catastrofico, sono un po' diversi tra loro. Il primo è una guida alla società che poi andrà ad affrontare il nocciolo della trama, ma già nel primo ci saranno i giovani guerrieri che partono in missione, uno partirà, ebbene sì, partirà nel Rodano. Cosa ci fanno i sardi dell'età del bronzo nel Rodano? Sì, ci fanno. Cosa ci fa l'Ambra del Baltico a Biti? Non ce l'ho messa io nei miei romanzi, c'è davvero. Non lo so, magari in una vita precedente potresti anche averlo fatto, però... Come c'è il rame utilizzato per forgiare delle spade dell'età del bronzo in Scandinavia, il rame che arriva dall'isola. Quindi si ipotizza che il Rodano era il fiume navigabile dove gli Sherdan, arrivando dalla Sardegna seguendo una rotta sicura delle correnti, costeggiando l'isola sorella della Corsica, si poteva abilmente arrivare alle foci del Rodano, risalire su e mettersi in contatto con i mercanti del nord. Questo ragazzo ne sa. Mi viene a dire ragazzo, perché io lo guardo, mi sembra un ragazzo di 25 anni, invece non è 41, vabbè, ok. Però è così, mi sembra... C'è ancora molto da imparare, ripeto, per scrivere romanzi del genere, per avventurarsi in romanzi del genere bisogna essere sempre aggiornati. Alcune pagine sono state completamente strappate e buttate via perché è una scoperta. Quel pomeriggio mi smentiva, io ho maledetto la... Anche perché tu seguivi tutta l'evoluzione negli anni in cui hai lavorato questo... Sì, no, bisogna farlo, perché non bisogna andare a scrivere sciocchezze. Mi sono prefissato che doveva rispettare. È un romanzo, quindi... però io sono appassionato di romanzi storici. Manfredi, per fare un nome di un autore italiano, e lui è un archeologo, scrive bellissimi romanzi, le trame bellissime, ma non va fuori dal selciato, cioè deve stare dentro, quindi è sempre meglio. Certo che ci sono anche degli spunti nelle leggende sarde che si possono prendere e metterli qua e là, ma non hanno non vanno a contrastare la scoperta archeologica. Per fare un esempio, c'è il bronzetto 4 braccia, 4 occhi di Abini, di Tetti, chiamato demone, chiamato eroe divinizzato. È impossibile che un guerriero andasse in battaglia con 2 scudi, perché forse troppo pesanti, molto probabile che non ci andassi in guerra con 2 scudi. Però in una battaglia descrivo che il protagonista, Yasto, perde la spada e il suo amico che gli protegge il fianco ha la splendida idea non di porgli uno spadino, ma di passargli un altro scudo. Yasto si trova a combattere con 2 scudi.
Da lì in poi Yastu continuerà ad allenarsi con 2 scudi, perché non si sa mai cosa succede in guerra, altri lo seguiranno, quindi mi ha ispirato il Bronzetto che imbraccia 2 scudi per raccontare quell'episodio, ma so benissimo che un guerriero con 2 scudi in battaglia non ci può andare. Vabbè. Oppure descrivo elmi con corna, anche le corna più alte forse erano solo elmi da parata, e in guerra ci si andava con delle calotte o delle corna più piccole, quelle altissime forse no, però ci sta in un romanzo metterlo, fa scena. Ti voglio fare un'altra domanda che non abbiamo preparato. Tienti pronto. Dopo che hanno letto la tua trilogia, qual è stato il commento che più ti ha fatto piacere e quello che invece magari no? Sono un ragazzo fortunato, commenti che mi hanno ferito in qualche modo, no, non ne ho ancora avuti, ma perché molta gente deve ancora leggerli, forse sarà per quello. Diciamo quindi che la percentuale di chi ha letto tutti e 3 ancora... Invece commenti belli, sì, ne ho avuto e ancora no. Sono soprattutto delle mamme che dopo aver letto il libro vogliono farlo leggere ai propri figli, ai propri ragazzi per avvicinare la storia. Quella è la cosa più bella che mi è stata detta. Poi in secondo piano anche alcuni appassionati di storia e aggiornati mi hanno detto che sono rimasto e ho tenuto fede agli studi, non sono andato oltre la fantasia. Anche quello vuol dire che il mio lavoro è stato giusto e devo continuare così. Dai commenti passiamo alle domande. Qualcuno di voi vuol fare una domanda ad Andrea? Fatela, vi prego, perché c'è sempre questo imbarazzo che qualcuno fa una domanda, di solito tendenzialmente non si fa, ma se no Matteo deve girare con il radiomicrofono per nulla. Quindi per esempio lo dai a quel signore lì con la maglia azzurra, no? Guarda qua davanti a te, sono sicuro che lui la domanda la fa. Però aspetta che ti devo accendere il microfono, facciamolo correre. Vai. Allora, Eccolo. Andrea, no, con Andrea ci conosciamo ormai, insomma, scriviamo cose un po' diverse io e lui, perché io sono uno che scrive saggi pallosissimi sulla storia della Sardegna, invece... Saggio che ho divorato in 20 giorni, la mano destra della storia. L'autostima in questo caso è a basso livello. Devo dire che invece... frequentando anche un ambiente di amici che scrivono, che leggono, che sono appassionati di storia sarda, c'è chi sostiene che i libri di Andrea sono molto più saggi di cose che scrivono invece studiosi che sono professionisti e scrivono delle cose che a volte poi risultano improbabili. Ma detto questo, è fatta questa critica, insomma, è che in realtà è un apprezzamento per il lavoro che ha fatto Andrea. Volevo chiedere ad Andrea, ma una curiosità proprio personale, che un po' si ricollega anche a quello che chiedeva prima Tony, ma non sei stato molto esaustivo. Secondo me la risposta che il romanzo era nell'aria non mi ha soddisfatto. Cioè tu quando hai iniziato a pensare che avevi talento narrativo, no? Che è una cosa che insomma chi ha letto i libri ti viene riconosciuta, insomma, quando hai iniziato a capire che effettivamente potevi scrivere dei libri, è una cosa che avevi dentro quando eri piccolo, quando scrivevi i temi a scuola ti uscivano bene, insomma tra un pezzo Sky e un altro ti veniva voglia di scrivere una poesia, insomma la percezione del tuo talento quando hai iniziato ad avercela? Non vale dire che l'hai trovata per aria, no, non può svicolare un'altra volta, già l'ha fatto con me, insomma. Presumo che non posso neanche dire che tutto questo talento ma sono fatto così. A scuola italiano non aveva un bel voto, è questo che vuol dire? No. Anzi, litigavo spesso con l'insegnante perché le parli non lo sopportavo, perché rimaneva chiuso in casa invece di uscire a godersi la vita e conoscerla veramente.
questo litigavo spesso con la professoressa di italiano. Talento deve dirlo chi legge, ma molto probabilmente se la Condares ha capito e ha deciso di pubblicare i miei libri, qualcosina, lontana, qualcosina forse c'è. Com'è stato poi il contatto con la Condares? Cioè, com'è nata questa Gli ho collaborazione? mandato il malloppone, il famoso cartaceo, malloppone. un'email che mi chiesero se questi giorni sei a Cagliari, passa a trovarmi. Io ero a casa mia a Serramanna, ma mentì, gli dissi io sono a Cagliari adesso, passo fra mezz'ora. Altra missione di colpa in diretta a TV? Io scrivo da tanto tempo, da molto piccolo, forse dalla prima media ho cominciato a scrivere piccoli racconti dell'orrore, ispirati da Lovecraft, Edgar Allan Poe, racconti Roba sì, leggerina. in prima, sì, mentre i miei amici ascoltavano heavy metal, io a 12 anni ascoltavo i Pink Floyd, ho cominciato a scrivere racconti brevi dell'orrore, ho cominciato poi a scrivere parecchie poesie, poi aver sentito a casa dei miei Shine on Crazy Diamond mi ha aperto le altre porte verso la musica, ho cominciato a scrivere testi, sono sempre stato molto pessimista, molto... mi chiamavano oscuro, sì, però io ero sempre spesso in giro, me la godevo la vita. Cioè, sei un Leopardi che ce l'ha fatta, insomma. Ma non lo so. Che ce l'ha fatta uscire. Non è convinto, Non so, devo dire la verità, io non ero convinto è un neanche po' quando... coperto dal libro, ma non è io convinto. non ero convinto neanche quando suonavo, io suonavo per divertirmi, ecco perché forse ho smesso. Perché a me, quando la musica ha cominciato a non divertirmi più, ho smesso. Faccio tutto per divertirmi, se non mi diverto le cose non le faccio, anche scrivere un libro, anche scrivere un testo, anche suonare davanti al pubblico deve divertirmi. Se la propria passione non diverte, non è più passione, devi accantonarla subito, cercare altri stimoli. Poi ripeto, se ho talento devono dirlo, la Condares ha già detto di sì. Era da tempo che cercava uno scrittore per scrivere un romanzo ambientato all'epoca nuragica, stava sondando chi poteva scriverlo per loro. Io sono capitato proprio in quel periodo Andrea lì, Scaetasana da Serramanna, che gliel'ho inviato. Loro per fortuna hanno smesso di cercare perché hanno notato che in quel malloppone c'era materiale per lavorarci su. Sono stato fortunato. Penso di averti risposto giusto. Un'altra domanda veloce voglio fare ad Andrea. In genere le trilogie, insomma la quadrilogia non so se esiste, no? Qual è il tuo progetto futuro? Proseguire con questa saga oppure cambiare completamente e scrivere un'altra cosa completamente diversa? Siccome qualcuno suggerisce su Leopardi, scusa, ma non è il caso. Hai detto che la trilogia è trilogia, quadrilogia non esiste, ma lo sai che a me queste cose non mi hanno mai fregato. Potrebbe niente. Esserci la quarta. Chissà, siti archeologici ce ne sono tanti. Certo. Dopo la trilogia ne ho scoperto tanti altri, come per esempio la zona di Arzachena, che mi ha ispirato moltissimo. Quindi sì. No. Avevi trovato una storia che passava lì per là. Ho trovato una storia dove Arzachena sarà molto protagonista, però non è neanche detto che alcuni personaggi della trilogia appaiono. Non posso dire di più per motivi contrattuali, che fa scena dire motivi. Vabbè, per motivi contrattuali non vi può dire di più. Mi viene molto, sono come, io non ho figli in carne e ossa, i miei figli sono loro che adesso ho lasciato, hanno imparato a camminare da soli, Yastu, Marajane, Talena, tutto il resto, quindi separarmene ora è ancora presto, non voglio neanche
annoiarvi, però c'è una storia che andava raccontata, poi mi direte voi se ultimata la lettura della trilogia c'è qualcosa che da qua stesso può uscire in futuro. Io qualcosina mi sa di averla già immaginata. Grazie. Ci sono altre domande tra di voi? Qualcuno vuol farle? C'è qualche altra domanda che tu pensavi io ti facessi, invece non ti ho fatto? Adesso non so se No, me ne hai l'italiano è fatto, corretto. me ma ne hai vabbè. mi hai dato modo di farmi conoscere, ti ringrazio. Ok, chi è Lella? Lella è la dedica nel primo libro. Io prima ho detto che ho cominciato a scrivere da molto piccolo, all'età di 12-13 anni, 13 anni. Lella è un'ispirazione, è una persona che non c'è più. Avevo 13 anni quando questa persona è andata via, quindi chissà, forse il mio oracolo è lei. Io credo di sì. Ci può stare. Non sapevo, ho letto qua adesso a Lella la domanda solito da radiocronista, no? Da radio, di quelle proprio. Va bene. Io credo che se tu sei d'accordo, se non c'è altro da Se non ci sono altre aggiungere, domande, se non vi ci sono altre ringrazio domande, vi ringrazio per aver partecipato, ringrazio Tommy, ringrazio tutti coloro che sono impegnati per venire qui. Torno magari l'anno prossimo, magari la quadrilogia. no, sai cosa a me piacerebbe molto portarlo nelle scuole, cioè andare a parlare come abbiamo fatto oggi, ma all'interno di una scuola, in un'aula magna davanti magari dei ragazzi. Siamo in un periodo che ormai la scuola sta per terminare, quindi magari non si può fare, però mi rivolgo a chi magari ci ha visto, ci ha ascoltato. Secondo me questa, lo dico da genitore qua, non più da speaker radiofonico. Proposta anche all'interno delle scuole, perché no? I ragazzi dovrebbero avvicinarsi e con questo possono avvicinarsi in maniera veramente bella a quella che è la storia della Sardegna, che tanto può incuriosire, quanto andare insieme ai genitori a vedere i nuraghe, andare a vedere un pozzo sacro piuttosto che una tomba dei giganti. Perché no? E poi io ritorno e ribadisco, a me quando ti ho chiamato e ti ho cercato, perché è nata così, no? Io sfrutto quello che è il mezzo social per cercare di capire chi può darmi qualcosa di cui parlare in radio, perché la musica viene da sola, invece a me piace riempire il programma di argomenti, e ho visto questo pubblicità della trilogia, la pubblicità, le copertine, questa immagine, e ho detto, ma voglio provare a vedere se riesco a portare in radio l'autore di tutto ciò. Quindi devo dire che a me hanno colpito le copertine. Parto da lì, dico Sì, con tutta sincerità, come sempre ho ma sempre poi fatto. io ti ho fatto perdere tempo, vero? Sono uno di quelli che se la tira, no? Ci devo pensare. No, ha detto quando domani per me va bene. E subito dopo abbiamo fatto, senza conoscerci, anche lì come oggi del resto, che sì, qualche domanda l'abbiamo scritta, però mi piace sempre un po' ignorare, fare la figura dell'ignorante, ciò che ignora, e così venirne a conoscenza come ho fatto io, avete fatto voi. Mi auguro che vi abbia anche incuriosito tutto ciò. Detto questo, grazie di esserci, grazie veramente. Grazie a voi, grazie a voi. Stacca la diretta, Matteo. Alla biblioteca.